Oggi un seminario interdisciplinare sulla vulnerabilità al femminile oltre la dicotomia tra vittime e autrici di reato, organizzato dal Polo Universitario di Agrigento. Oggi abbiamo riunito qui diversi professionisti e accademici per discutere del tema sentito della vulnerabilità al femminile, e lo abbiamo fatto mettendo a confronto sia le istituzioni come la prefettura, la casa circondariale, l'UEPE, altri servizi sociali dell'ASPO del territorio, con i professionisti del Dipartimento di Giurisprudenza e quello del Dipartimento di Servizio Sociale, per potersi confrontare e pensare insieme a nuove strategie per affrontare questo fenomeno. La cosa importante è che la vulnerabilità la vogliamo considerare sia dal punto di vista della donna vittima di violenza, ma anche la donna come autrice di reato, perché anche in questo noi riscontriamo una forma di vulnerabilità. In ogni caso la persona che compie anche un'azione, compie un crimine, comunque manifesta una vulnerabilità che più delle volte è anche frutto del disagio sociale in cui vive o in un contesto particolarmente problematico. Allora i professionisti e i professori insieme stanno ragionando insieme su come poter affrontare congiuntamente nel futuro questi studi, e per fare ricerche in particolare ad Agrigento, per portare questa ricerca ad Agrigento, quando questo territorio sia sempre più competente nel gestire queste criticità. Un'iniziativa interessante che parla anche di violenza di genere, violenza domestica, organizzata dal Polo Universitario di Agrigento. Che lei, come valuta questa iniziativa e conosce molto bene il territorio agrigentino, che cosa dire? Allora, l'iniziativa è sicuramente un'iniziativa molto importante, proprio perché crea un giusto connubio tra quella che è l'importanza della formazione a livello universitario, quindi la presenza di un polo universitario importante all'interno del territorio agrigentino, e tutto il territorio, tutte le istituzioni e i servizi che a qualsiasi titolo si occupano della violenza di genere. In particolare appunto oggi vediamo attorno all'università avvocati, uffici di esecuzione penale esterna, associazionismo, quindi sono tutti impegnati veramente a far crescere questo cambio di cultura che deve esistere proprio per affrontare al meglio quella che è appunto il fenomeno della violenza di genere, e il Polo Universitario di Agrigento rappresenta veramente il fulcro all'interno del quale appunto tutte le sinergie devono convergere per creare una rete importante sul territorio. Certamente, il tema in realtà della violenza di genere porta a due indicatori sociali. Uno è quello del capitale erotico femminile, che dovrebbe essere potenza delle donne e che viene sfruttato, invece è avvilito dalla violenza maschile. L'altro è quello del capitale generativo delle donne, perché le donne in quanto madri sono oggi, e in quanto potenziali madri, sono soggette a violenza che io chiamo violenza ostetricia, violenza medica, violenza delle istituzioni nei confronti del tema della procreazione. Il mio intervento ha cercato di spiegare come il potere femminile, che è potere di fecondazione e quindi di capacità di portare alla luce un figlio, ed è capitale erotico in quanto il corpo femminile è capace di animare sentimenti di amore e di attrazione, diventa in realtà in una società ancora patriarcale e maschilista oggetto di violenza di natura maschile. Questo momento di riflessione rappresenta la tappa finale di una serie di incontri che con alcune colleghe del Dipartimento di Giurisprudenza abbiamo voluto attivare in tutte le sedi del nostro corso di laurea. Abbiamo fatto un incontro a Palermo su questo tema, si è già svolto sullo stesso tema o comunque su tematiche affini un altro convegno a Trapani. Oggi abbiamo voluto essere ad Agrigento, nonostante il corso di laurea in giurisprudenza non sia più presente in questo polo universitario,
universitario per una serie di ragioni. Prima di tutto perché ci sembrava necessario che il Dipartimento di Giurisprudenza fosse nuovamente presente in questa sede per riflettere su un tema così delicato, e in secondo luogo perché in questa sede abbiamo l'opportunità di un confronto interdisciplinare anche con le colleghe di servizio sociale, quindi con i docenti sociologi e psicologi che si occupano con grande abilità di questi temi. Ci è sembrato necessario segnalare questo approccio interdisciplinare. In più, in questa sede, contrariamente a quanto è avvenuto nelle sedi di Palermo e Trapani, il convegno si è aperto anche al confronto, potremmo dire, con quella che si può definire la società civile, cioè con gli ordini professionali, tant'è che la parte finale del seminario sarà caratterizzata da una tavola rotonda in cui le diverse voci si metteranno a confronto.